Ciao, piccola precisazione dal futuro. Questo video qua è principalmente rivolto a chi nel breve periodo o nel prossimo futuro ha in mente di acquistare una combinata per la lavorazione del legno. Una combinata o esattamente questa qua che ho in mente. Per tutti gli altri che si vogliono godere questo pippone invece consiglio una visione a una velocità aumentata. Ora vi lascio il video. Ok Google, accendi le luci. Buongiorno, oggi è lunedì 16 ed è il quarto giorno, no? Oggi è il quinto giorno. Ieri era domenica, non ho registrato niente, non ho fatto nessun lavoro a parte stare un po' all'aria aperta e giocare qua nel giardino perché c'era proprio un bel tempo e mi sembrava stupido stare chiuso in casa. Ho lavorato la mattina e al pomeriggio, quindi mi sono goduto un po' di aria fresca. Oggi vi voglio parlare un po' di lei. Mi avete scritto nei commenti di poter parlare di questa macchina se va bene, nel tempo mi sono state rivolte parecchie domande al riguardo e quindi oggi colgo l'occasione per parlarvi di pregi e difetti di questa macchina qua e delle operazioni per cui l'ho usata io negli ultimi 2 anni. Se vi siete persi i video della consegna e dell'unboxing ve li lascio qua in alto nelle schede. Organizzo un attimo un setup e vi racconto. Ok, dunque iniziamo a parlare di questa macchina qua. Ho acquistato ancora nel 2018 questa combinata qua per far fronte principalmente a delle mie esigenze. Ovviamente non è il primo attrezzo o sega circolare che compro, avevo un modello da hobbista che è stato il primo per cominciare, un banco sega da 300 euro, giuro. Per cominciare va più che bene. L'approccio che cerco di tenere nell'acquisto di nuove attrezzature per il laboratorio è il seguente. Nel momento in cui mi approccio ad una nuova lavorazione, quindi le mie capacità sono basse, le mie aspettative sono basse, cerco di partire col miglior compromesso tra rapporto qualità-prezzo. Quindi va benissimo all'inizio comprare degli attrezzi da hobbisti per vedere innanzitutto le proprie capacità, come ci si trova di fronte a quella lavorazione lì, che passione può nascere da questa. Ci sono tantissime lavorazioni del legno, dalla tornitura fino ad arrivare per esempio all'intaglio e intarsio del legno, e lì ci sono macchinari specifici. Dopo aver lavorato un paio d'anni con quel banco sega da hobbista dove la qualità del lavoro non era delle migliori, ho deciso di puntare a qualcosa di più professionale. E lì cosa guardo? Guardo dei nuovi banchi sega, ma hanno comunque tutti un rapporto qualità discreto e io volevo proprio una precisione incredibile. Visto lo spazio all'interno del mio laboratorio, ho optato per una combinata. Teoricamente sarebbe meglio, se uno non ha problemi di spazio, avere tutte queste macchine separate in modo da averle già settate e non perdere tempo a togliere la protezione, montare la cuffia per la 2P. È tutta una perdita di tempo che per un artigiano sono soldi persi, il tempo che passa a sistemare o configurare una macchina. Se hai una schiera di macchine già pronte e già settate alla perfezione, tu prendi lì, vai alla 2P che è già settata, vai alla pialla a filo è già settata, la pialla a spessore e così via. Per le mie esigenze qua dentro ho spazio, ma non così tanto, perché io ho optato per una combinata che ha come lavorazioni un carro con sega circolare e incisore. L'incisore è una piccola lama. L'incisore è questa piccola lama qua. Questa va montata prima della sega principale e cosa serve? Gira intanto in senso opposto, ok, alla sega principale e serve per fare una piccola incisione appunto in pannelli prelavorati come il nobilitato o altri tipi di pannelli di legno. Questo serve a evitare scheggiature e avere un taglio veramente pulito. Essenziale se fate lavorazioni in pannelli nobilitati o prelavorati. Poi di là qua abbiamo una 2P. Onestamente non l'ho mai utilizzata, mai. Non ho mai comprato le frese e non ho mai dovuto fare un lavoro che necessitasse della 2P. Per cui per ora non vi posso dare troppe conclusioni su questa lavorazione specifica. Poi là in fondo abbiamo la pialla a filo e la pialla a spessore. Lavora bene e non ho mai avuto problemi finora con la pialla, anzi mi sono stradivertito
divertito. Un po' all'inizio a lavorare con la pialla a filo onestamente ho avuto un po' di timore, perché avere questo tamburo che ruota velocissimo sotto di te, insomma sono macchinari pericolosi, e all'inizio sono andato veramente cauto, e tutt'oggi non ho questa confidenza da dire mi metto lì e senza pensieri piallo. Devi sempre avere un occhio molto attento quando lavori con macchine del genere. Al di là della pialla invece abbiamo una sezione che si chiama cavatrice. Questa serve per fare mortase all'interno del legno. Per quella lavorazione lì sono attrezzato, ho le punte, ma le ho usate forse 2 volte giusto per provare quella lavorazione lì e fine. Questo è il riassunto della macchina. Quindi ho scelto questa qua perché le mie esigenze personali dopo 2 anni di lavori ho visto che si erano alzate decisamente molto di più. Lo spazio che ho in laboratorio mi permette di posizionare una macchina del genere, e il budget che avevo a disposizione da investire in questa macchina ero disposto a spenderlo. Ora, cercando tra varie marche, modelli e altre cose, principalmente ho scelto questa perché, a differenza di tante altre, questa qui ha 3 motori, uno per la pialla, uno per la sega e uno per la tupì. Tanti altri modelli di combinate non hanno 3 motori, ne hanno solo 2. Io ho preferito optare per 3 perché mi sembrava migliore. Sono motori 220 da 1,5 kW l'uno. Questo all'inizio non mi ha dato nessun tipo di problema, onestamente. Adesso è 2 anni che la utilizzo. Vi posso dire che un motore 220 da 1,5 kW, soprattutto per la sega, forse è un po' pochino. Nel senso, non che non faccia il suo lavoro, lo fa sempre bene, però ci sono state occasioni in cui ho dovuto tagliare delle tavole di legno massello, faggio soprattutto, è un'essenza molto resistente, 5 cm, e ho fatto molta fatica. Infatti ho lasciato perdere tagliare con questa macchina in quell'occasione lì, e ho fatto in altri metodi. Quindi se proprio dovrei dare una piccola nota di demerito, i motori non sono al top performanti. Almeno avere un motore da 2 cavalli secondo me sarebbe eccezionale. Nella pialla invece non ho mai avuto questo tipo di problema nel avere rallentamenti o sforzi eccessivi nel motore, e nella sega, come vi dicevo, appunto solo in quell'occasione lì c'è stato una piccola debolezza. Detto questo, per quanto riguarda la precisione di carro che scorre, è veramente eccezionale. È veramente eccezionale avere la possibilità di avere un carro su cui squadrare i pannelli. Cioè, se lavorate pannelli multistrato, compensato, nobilitato o altro, MDF, la combinata è veramente uno spettacolo da utilizzare. Fate cassetti, robe veramente in velocità e vi risparmia molto tempo. Ho scelto questa della RM Group per, uno, il prezzo più accessibile, perché è costata 3.000 euro più IVA più spedizione. Il modello successivo, per via di prestazioni e precisione a cui puntare, è sicuramente l'SCM CU300, mi pare che sia il modello, che è sempre una macchina 220, però fanno sia la versione 220 che trifase. Il motore è un po' più performante e tutti gli accessori connessi sono molto più precisi. Le cose negative di questa macchina non sono riguardo alla costruzione, come è fatta male, sono appunto tutti quegli accessori, chiamiamoli accessori tra virgolette, che non sono performanti come su altri modelli. Una cosa tra queste di cui non sono molto contento è appunto la riga. La riga, questa qui, non sono molto contento onestamente. La riga di per sé è questa, e vi dico, il blocco della riga molto bene, che è in ghisa, ok. Hai semplicemente questa manopola qua per bloccare, ok? Stringi e va. Qua sotto c'è un'altra manopola che svitando ti permette di far scorrere avanti e indietro la riga, e quindi se devi fare tagli a troncare, lasciare la via libera per quello, oltre che girarla e usare questa riga mettendola qua sulla pialla a filo. Però comunque questa qua è una barra di alluminio estruso, onestamente non capisco neanche la misurazione qua, non l'ho ancora capita. Sono sempre andato col metro e
Questa sicuramente è una di quelle cose di cui non sono molto contento. Mi piacerebbe avere la regolazione micrometrica. Se qualcuno di voi conosce qualche ditta che vende accessori o comunque parti di ricambio che potrebbero essere compatibili o sa che sono compatibili con questa macchina, me lo faccia sapere qua sotto nei commenti, perché ci sono un po' di upgrade che vorrei fare prossimamente. La riga è una di quelle cose di cui non sono contento e ho già in programma di fare un upgrade in questo senso. Detto questo, vi faccio un elenco adesso di modifiche che ho intenzione di fare a questa macchina. Uno, sicuramente, come appena accennato, è la riga. Montarne una che abbia un tondino di ferro più scorrevole sarebbe veramente comodo. Seconda cosa, altra scomodità che ho trovato quando si lavora qua alla pialla a filo è uno, appunto, dover girare la riga, quindi smontarla è una perdita di tempo, per cui il secondo upgrade che mi piacerebbe fare è più righe, in modo da avere quella per la pialla che la smonto, la metto là e quando mi serve la rimonto senza utilizzare quella per la sega e perdere tempo a girarla. Vabbè, è un costo superfluo, lo ammetto, però a volte non sopporto sta roba. E secondo, in alcuni modelli di combinate hanno una barra per fissare la riga di qua e una barra per fissare la riga qua in fondo, nella parte di entrata nella pialla a filo. Sarebbe interessante avere una barra anche qui, in modo da poter collegare questa riga sia in fondo, sia all'inizio che qua in fondo. Questo per evitare un comportamento spiacevole, che qual è? Quando sono qui con un pezzo, prendiamo un pezzo, ho questo pezzo qua di castagno, quando sono qui e voglio piallare a filo, ovviamente vado in battuta qua, però se schiaccio, quando ho il pezzo qua in entrata, lo appoggio, però vedete che proprio basta una piccola pressione e ovviamente questa si flette, ma non è la riga che si flette, è là in fondo il blocchetto e la barra dove sono fissati che fanno flettere tutto. Guardate qua, per cui questo, ok, non è precisa, però ecco, è per questo che l'SCM costa il doppio di questa macchina qua, facendo le stesse identiche lavorazioni. Questo lo risolvi avendo una riga un po' più lunga, mettendo qua un'altra barra per fissarla, l'appoggi, la fissi qui, la fissi là, in modo che abbia due guide di scorrimento avanti e indietro, blocchi qui, blocchi là e questa non va da nessuna parte. Lo risolveresti molto in fretta così. Quindi ecco, la riga, non dico che non fa il suo lavoro fatto bene, perché comunque lo fa, si riesce a lavorare senza problemi, non è questo che sto dicendo, ma ci sono proprio queste piccole accortezze che un po' adesso, dopo 2 anni che lo utilizzo, mi fanno pensare ad un'altra macchina eventualmente. Se è una cosa che mi dà fastidio, probabilmente più avanti punterò ad una nuova macchina. Altra modifica è proprio al pannello. A me piace questo pannello perché è qua all'inizio, non hai rotture. Quando tu sei qua che lavori, fai tac, schiacci, parte e tu vai. Altre macchine come quelle della Mako 2L hanno il quadro là in fondo, quindi dovresti venire qua all'inizio, schiacciare e tornare indietro. Mi direte, ma che cazzo cambia? Poco niente, però sono cose che io ho valutato quando ho fatto questo acquisto. Detto questo, il quadro elettrico è molto semplice. Tasto power generale, l'emergenza, la selezione, vabbè, ma queste robe le ho spiegate in un altro video che vi metto qui, vedete il pollicione, andate qui. Una cosa che è scomoda è il fatto che nelle altre postazioni, come qua, lavoro alla pialla a filo e lavoro alla pialla a spessore, c'è un fungo di emergenza per arrestare la macchina. Ok, dite, ma qual è il problema? Il problema è solo una piccola scomodità anche qua. Quando lavoro qua nella postazione pialla a filo e passo, dico spengo il motore, si arresta, per riaccenderla devo sbloccare il fungo, fare il giro, andare qua nel quadro e rischiacciare start. Ora non capisco perché in altre macchine più costose questa funzione non è stata semplicemente aggiunta con un tastino di stop e un tastino di start. È un tastino in più, costava tanto? Non pensa. Per cui una modifica che vorrò fare più avanti è sostituire, togliere questa scatola, metterne una con 2 pulsanti, rimontare lo stesso fungo e aggiungere un tasto di start. Mi sembra così scontato e ovvio la cosa. Sull'SCM questo problema non c'è, hanno un tastino molto semplice, stop e start. Questa altra piccola questione che vorrei modificare.
E ora passiamo alla pialla a spessore. Per attivarla bisogna tirare sui piani, tirare sulla protezione dei coltelli e dell'aspirazione e hai accesso alla pialla a spessore. Io faccio sempre il confronto con quella dell'SCM perché noto appunto dopo 2 anni piccoli dettagli che non sono stati messi in questa qua. Come per esempio nella rotella un indicatore di altezza. Quando si va a girare questa, nella rotella ci sono i numeri a nastro che girano e ti indicano esattamente a quanto stai piallando di spessore. Ora questo qui ha solamente qua un pezzettino di ferro e una riga fissata, può essere preciso ma capite che dipende dalla precisione che cerca qualcuno. Una modifica che vorrei inserire in questa lavorazione di pialla a spessore è installare un DRO, che significa Digital Read Out, cioè ti dà un input di lettura su un display esterno. Ora questi DRO ci sono integrati già nelle macchine e si possono comprare dei kit anche a parte, li trovate in Amazon, magari vi lascio il link qua sotto in descrizione di alcuni modelli se vi interessa. Questo cosa fa? Mi permette di usare questa qui e avere un display che mi indica esattamente a che altezza sono di piallata, oltre che poter fare l'azzeramento e incrementare di quello che mi serve la piallata, cosa che nel lavoro vi assicuro che è molto molto utile. Detto questo, ci sono gli ultimi 2 piccoli aggiustamenti che vorrei fare per questa macchina. Uno di questi è sicuramente cambiare il tamburo della pialla, che questo ha i coltelli dritti, e montare un tamburo a dischi elicoidali. Mi metto una foto qua in alto per capire di cosa sto parlando. Questo per quale motivo? 1. Meno sforzo della macchina. I coltelli così generano tanto attrito e quindi uno sforzo maggiore del motore. 2. La pulizia di taglio che hai con quel tipo di tamburo è veramente impareggiabile. Per piallare ha delle piccole lame tutte fatte a quadratini. Adesso non mi ricordo il numero esatto, però è circa 30-40 coltelli, una roba del genere. Questo cosa fa? Ogni lato di questo quadrato è affilato. Quando le tue lame dopo una bella lavorazione non tagliano più, semplicemente le sviti, le alzi, le giri e le riavviti senza dover portare i coltelli a piallare, spendere soldi in più. Quindi finitura migliore, meno sforzo del motore e sicuramente una durabilità molto molto più alta. Ovviamente il costo non è indifferente, potrebbe costare più di 500 euro magari fare sto lavoro qua. Ok, magari ci si deve pensare un attimo, però ho notato che è una di quelle cose che mi piacerebbe proprio fare. L'ultima modifica, ma chiamiamola modifica come la costruzione di un accessorio per questa macchina, è proprio per la 2P. Io come sapete non ho un banco fresa e la 2P non sostituisce il banco fresa, è un'ottima macchina per fare certi tipi di lavorazioni, è probabilmente la macchina più pericolosa che voi possiate mai usare all'interno di una falegnameria e forse è anche per questo che non l'ho ancora utilizzata, però è molto versatile, puoi fare un milione di lavorazioni diversi tutti con la stessa macchina. Monti questa qua sopra, all'interno alloggi la tua bella fresetta, prendi la tua bella pinzetta R20, tiri e ora tu con la combinata e con il carro puoi utilizzare frese come su un banco fresa. Ovviamente, ripeto, questo non va a sostituire il banco fresa. Il problema che è sorto ora qual è? Mettendo questa fresa, questo adattatore e la fresa, decisamente si è alzato di un buon 10-12 cm. Se io ora vado ad abbassare tutto il motore per portarlo a filo col tavolo e poter lavorare, tac, adesso il motore è arrivato nel punto più basso, in battuta, e qua ci sono quasi 3 cm prima di arrivare al cuscinetto. Questo comporta che questa fresa e tutto quel pezzo lì per ora per me è stato inutilizzabile, a meno che voi non costruiate un rialzo per fare proprio queste lavorazioni. Io ho scoperto di questo rialzo guardando i video del grandissimo Giacomo Malaspina del canale Legno Lab, dove durante la costruzione, mi sembra di un'anta, ha proprio montato questo rialzo per utilizzare la 2P con una fresa piccola.
Allora lì mi si è aperto un mondo e tra le varie modifiche che voglio fare è la costruzione di questo accessorio. Ok, detto questo penso di aver fatto una bella panoramica, tutte le mie considerazioni di questa macchina. Facciamo un piccolo riepilogo. Modifiche barra migliorie da fare a questa macchina. La prima è sicuramente cambiare il sistema di guida della riga, magari con un sistema più solido e con una possibilità di avere la regolazione micrometrica. 2. Sostituire il tamburo della pialla normale con uno elicoidale in modo da migliorare l'efficienza di quella postazione. 3. Aggiungere semplicemente un pulsante di start nella postazione della pialla spessore e della pialla filo là in fondo. 4. Montare un dispositivo DRO nella postazione della pialla spessore. E 5. Costruire il rialzo qua per utilizzare la 2P come un banco fresa. Detto questo, la macchina di per sé lavora molto bene. Questi che vi ho elencato sono dei piccoli accorgimenti ma che non compromettono la lavorazione e né la qualità della lavorazione. Sono dei piccoli accorgimenti che migliorano la vita dell'operatore. Uno, essendo un artigiano, deve perdere meno tempo possibile a impostare e settare una macchina. So che molti di voi sono hobbisti o semplicemente appassionati, magari qualcuno di voi avrà una combinata anche lui. Spero che un giorno approdiate finalmente ad utilizzare una macchina del genere. Valutate tante cose quando scegliete una macchina di questa importanza. Io ho fatto ricerche e ho messo via i miei risparmi per più di un anno prima di comprare questa macchina qua. Ovviamente il compromesso successivo era spendere almeno il doppio dei soldi che ho investito in questa macchina per comprarmi una di fascia top, marca top, tutto top. Per iniziare anche qua non me la sono sentita di spendere il doppio dei soldi, essendo la mia prima combinata, ecco. Per cui il consiglio che mi viene da darvi non è se comprare o meno questa macchina. Ora vi ho dato le mie considerazioni dopo 2 anni di utilizzo. Vi posso condividere come io mi approccio nella scelta di una macchina o di un elettroutensile per il laboratorio. Prima di tutto valuto quanto lo utilizzerò, quindi se è una lavorazione che ho in mente di fare spesso o che so di fare spesso, valuterò se comprare una macchina economica o investire in un budget più alto per permettermi una macchina più professionale ma che duri nel tempo e che mi dia risultati e soddisfazioni maggiori. La regola che cerco di applicare io è più spendi meno spendi, nel senso non è conveniente utilizzare sempre attrezzature da hobbisti. Queste non hanno una precisione incredibile, sono appunto fatte per durare un tot, non hanno una vita lunghissima, non hanno la precisione che magari uno cerca e d'altro canto costano poco. Se quell'operazione in particolare la dovete ripetere più volte, sempre spesso, magari optate per qualcosa di un po' più professionale. Per farvi un esempio, ora mi sto approcciando alla lavorazione del ferro, ho comprato un po' di attrezzi che sono una saldatrice a filo, una sega nastro per metalli portatile e una taglierina al plasma. Ora, di tutti questi 3 attrezzi non penso di aver speso neanche 500 euro. Ho comprato degli attrezzi, quelli che mi davano il compromesso per poter iniziare a questo approccio. La sega nastro per metalli. Quanta necessità ho in futuro di lavorare i metalli? Non lo so. So che facendo il maker non mi do un limite su questo, ma di certo non mi posso permettere di comprare 1000 euro o 2000 euro di sega nastro per metalli professionale. Se in futuro vedrò che la mia lavorazione del ferro prenderà molto più piede, penserò a investire in un nuovo attrezzo. Per cui, se è una lavorazione nuova, state cominciando, datevi un budget basso giusto per capire anche se voi siete portati per fare quella lavorazione specifica. Se vi piace farla, investite un piccolo budget in qualcosa che ci sia un buon compromesso di rapporto qualità-prezzo e se in futuro dovete cambiare, cambiate in qualcosa di professionale che duri molto più a lungo, come ho fatto dal passaggio dal banco sega a questa combinata, molto semplicemente. Detto questo, se siete arrivati fino qua in fondo a questo
pippone incredibile sulla combinata, vi ringrazio. Qua sotto in descrizione vi lascio tutti i link dove trovare informazioni su questa macchina, sulle frese che vi ho fatto vedere e eventualmente su altri prodotti che ho menzionato in questo video. Fatemi sapere sotto nei commenti se questo tipo di contenuti vi piace e noi ci vediamo sempre il prima possibile in un nuovo video. Magari sarà domani, magari sarà dopodomani e chi lo sa, voi attivate la campanella nel dubbio così non vi perdete niente.